Wow, record 40 all'ora in autostrada e dopo rompete il cazzo a me, porca troia. Poi Somona, perché dico sempre di andare a mangiare al ristorante. Guarda, non ho le mani enormi, cioè sono alto 1,70 m. Guarda, 7,76 € una manciata di risotto, ok? Figata. Que colline de Verona, te vieni su voglia de Mona. Cos'è quel castelletto, qualcosa, guarda? Un castello ancestralissimo nel centro. Ma dove ci porti, Singano? Dove ci porti? A lavorare, Dio caro! Mi fermo qua un attimo di testare a sosta un giorno o due. Però secondo me se te vuoi andare a fare a van life, guarda che bei postesini che sei qua in giro, guarda che bei cesette. Ah, e a 3,7 km da qua, adesso ti dico come cacchio si chiama sta area camper, c'è un'altra area camper ancora, pensati, hai capito? È gratuita, senza la corrente questa, e che sta anche il roulotte. Area camper Paolo Zaffani, hai capito? Presidente Marco Polo, Ralph Lauren, eccetera eccetera, e beh, beh dai, guarda che ben, esi pulmini, aspetta questo è mio, carico scarico e squasse. Avevamo fatto il discorso non posporre, sono andato giù, ho rifatto i cavi, giù in cantina, esatto, e adesso ho i cavi giusti nel monitor, non più tirati, quindi il monitor nella posizione corretta, in più li ho fatti ancora più laschi nel caso in cui volessi tirarmi il monitor in avanti, storgermelo per guardarlo dal letto, eccetera eccetera. Questo non solo tanto per raccontarti i cazzi miei, ma anche per dirti, vedi, a volte posponi, ma potresti posporre anche delle cose, insomma, che ti rendono la vita più facile, più carina, più simpatica, più gustosa, te capi? A giorno numero infinito di Thetford ancora ovviamente assolutamente nulla, c'è il vuoto, il silenzio più totale. Adesso non so se chiamarli magari quando sarò in Sardegna o aspettare ancora qualche altro mese, è indifferente, diciamo che se li chiamo magari fra un mesetto così c'è la fatica che io ci ho messo nel telefonare, il tempo che ho investito eccetera. Se invece li richiamo anche fra qualche altro mese, le telefonate sono 2, pertanto raggiungere sempre lo stesso risultato, ossia ti ho venduto un frigo da 2000 passa euro, una merda di frigo, nel senso che non funziona, e te l'attacchi al cazzo, così, come che io facessi i siti con un problema che non vanno e poi si attaccano al cazzo, basta, morta là, tanto i soldi li ho presi. È molto tranquilla però come area camper, sai anche la mini passeggiata da fare. Cosa volevo dire? Ah sì, l'iPhone qua che ho preso è già difettoso, adesso domani mi devono richiamare quelli dell'Apple, in teoria me lo cambiano. Praticamente, vabbè, non interessa a nessuno, è un problema che c'era, un problema raro che però già avevano avuto altri anche nelle versioni precedenti, che a 60 fotogrammi in 4K non va il, come si dice, la macro. No, aspetta, questo non c'entra. Un giro in bici di prima mattina, un frantoio, che te chiama qui del trading online, che te frantuma i coglioni, oppure dove fanno l'olio di oliva. Una chiesa chiusa, non nel senso che ci sono le signorine, ma nel senso che il cancello è chiuso e hanno fatto abitazione dentro. Stranissima sta roba, non l'ho mai vista, forte. Ero abituato a vedere i pub, perché non tutti sanno che in certi paesi anglosassoni ci sono le chiese sconsacrate dove all'interno fanno dei pub o dei ristoranti. Ce n'era una anche nel paesino dove abitavo a Singano. Qua è il museo dell'olio di oliva. Qui avresti anche questa specie di castello, però ragazzo, beh, prima mattina no. Un Pinocchio robot, globo, cos'è? Una fabbrica di giocattoli. Oggi abito qui. No, non è vero, oggi lavoro. Beh, è sempre un modo di abitare, no? Ah, che figata lavorare dal camper. È estremamente rilassante. Poi ci sono io che non sono rilassante, che mi agito perché voglio fare tante cose in poco tempo, eccetera, eccetera. Però la situazione sarebbe rilassante. La Pullman Life. Su un parcheggio di vendita per camper. Che bello! Hai laser? Ah sì, perché hanno il carico e scarico. Può darsi. Adesso va di moda, chi vende i camper ha il carico e scarico, sì, così la gente va a scaricargli la cacca e poi magari dice aspetta che compri i bicchieri, i piatti, tu capivo? Le marketing anche Quindi questo. mi ha incasinato la vita, anche perché mi è partito in automatico non Google Maps ma quello di Apple. Cioè, e questo fuffetto che è venuto a salutare, chi è questo fuffetto? Chi è questo fuffetto?
Ma che tipo? Le ciliegie, andiamo a inculargli le ciliegie. Guarda che panorami, tanto ragazzo, che panorami tipici veronesi. Ascolta, so che magari veramente a pochissimi può fregare sta roba, probabilmente è un problema software. Ho provato anche col telefono di Marco che ha l'iPhone 13 Pro, che anche lui dovrebbe avere la macro, ma anche da lui c'è il problema che se metti in 4K a 60 fps la macro non funziona, funziona solo a 30 fps, quindi sì, non dovrebbe essere così. Parlo per chi ha l'iPhone 14 o il 13 Pro, che magari sta roba gli interessa, ok? Vabbè, i miei video sono sempre stati ultra incasinatissimi. Da questo momento rimetto per l'ennesima volta a 30 fps, anche perché appunto faccio un attimo la migrazione della mia casa in Sardegna, un mesetto, e quindi insomma è il caso di filmare tutte le cose carine, tipo sta attento. Mettite, trovi un papavero così, guarda che bel papavero, guarda che bello. E metti una pianta tipica un po' tipo desertica, tipo questa, tu capio? Non si sa mai anche quella. Metti un cobra che si sta caricando su se stesso. No, quello no, scherzo. Il discorso dell'altra volta è che siamo a Rostica, non abbiamo preso le ciliegie perché si andava i zavaghi su dagli alberi. Tipo Pierino, vedi tu? Cosa si sconde? Che la zavaglia marmellata, dai credenze a mamma, vedi tu? La postura, vedi tu, tipo gli animali, tu presente? I sorzi, cui ha da passare davanti ai canti. Come dice Marco, lasciamo perdere la relatività del tempo, però insomma io credo che così dovremmo morire un po' tutti, guarda, 84, 88, 90 e 91. Spero non porti sfiga, ma inauguro già la moto. Ah sì, non ho detto niente, ho preso una moto. Nel caso in cui dovesse succedere che non la prendo, cancellerò sto video. Ecco qua, guarda che bello. Che bello il castello. Fa rima? L'uccello. Ah, quindi è vero. Scusate, era la casa di Alvareto. Ciao, ripeto, il CP lo ripete sempre, che sta moda dei gatti che va dentro in camper deve finire. Ho un sorso che gira perché mi viene veramente tutti i gatti dentro. Micio! Ah, guarda che misteri. La van life, oggi la faccio qui, domani forse lì. La van life a sinistra, al centro e un po' a destra. Non è un discorso poetico, se proprio il parcheggio fa così. Memo, qui in zona abbiamo Salò, o le 120 giornate di Sodoma, che era un testo del marchese De Sade, e il quale poi è stato anche ricostruito in un film di Pierpaolo Pasolini. Non stavo mandando le date, però insomma è arrivato anche Matteo Lerica, che tradotto significa che ora io ti farò una recensione veneta del Rimor, ossia come che se c'ho l'amaro su un Rimor. Step 1, Venghino! far finta di essere a casa propria. Permesso, step numero 2, sentarsi a qualche parte. Dove mi sente? Dove te vuoi? Qua, posso qua? Qua. Step 3, sentarsi. Step 4, ordinare da bere. Ma dite che te l'amaretto fatto in casa, è vero? No, l'amaretto no. Ma illuso, Dio caro. Cazzo Cazzo vedi tu che dopo Un mi... amaro fatto in casa. No, t'hai l'amaretto? Te capivo che te Era un festeggiativo? Esatto. Ho capito. Ma... Allora, o la crema al limoncino, liquirizia e anche Guarda, ti sei un so, fa fare così. o amaro del cazzo. Sì, poi è un bar, Dio caro. E ma d'altronde gli veneti anche loro. Gli è dai parti. Sì, gli è dai parti di Padova, e quindi Padova è in Veneto, ragazzo, e così funziona. Avrai notato anche tu che è larghissimo sto camper. Cioè, più largo del Pulmino, guarda che razza del corridoio. Cioè, ma che roba? Ma è strano, ma quanto sei largo? Perché, scusa? La cucina è fonda come la mia. E quello non è stretto, voglio dire. Come mai è così largo? Non lo so, è così l'ho trovato. Si è slargato. No, quanto è largo del camper da fuori? Metri... Guarda lì. 2 metri e qualcosa. 2,25. 2,25? Sì. Ma se sono i 2,35? Scritto niente. 2,25. La festa della Repubblica. Auguri Repubblica! Auguri! Ah, ecco perché. Infatti mi parea. Boh, ragazzo,
finalmente dopo 3 anni di sproloqui posso provare una gravel, che era la bici che volevo prendermi io. Sostanzialmente è una specie di bici da corsa con le ruote da mountain bike, diciamo da sterrato. Leggerina? 10. Sì, 10 e basta? Sì. E la mia cosa pesa? 43? Aspetta perché quali accopassi? Allora, quali i freni? Ok, sì, come a bici a corsa che l'altra volta che ho quasi rinunciato alla vita. Boh, provi. Quella, aspetta, ce la fo. Porco Dio, la posizione del manubrio è stranissima. Aspetta. È molto strano. Sei praticamente sdraiato con la panza, una bici da corsa, molto sdraiato. Ecco, diciamo che scarichi il peso sull'area testicolare, non sul culo. Dio. Ok, corre credo bene. Probabilmente dopo in relax, ecco, puoi mettere le mani qui. Ok, sostanzialmente una mountain bike leggera col manubrio da corsa. Beh sì, giustamente non è che puoi giocare più di tanto con le leggi della fisica e della materia, no? Vedi? Per i meno attenti, questo è il lago di Garda, quello blu, quello davanti verde è un albero. Ecco qua, no, adesso parte, no, è nel brontolone. Allora, sti cazzi qua che viviamo solo che noi altri in Veneto, guarda come cacchio che mi rovina l'ambientazione. In altri paesi, non so, Toscana, Sud Italia, mette un fiato di fil spinato o dottoie di legno buttate là. Si integrano col panorama, gli danno un valore aggiunto. Ma tu capito? Guarda, invece vedi sempre ste cagate qua. Guarda come che rovina. A me pare discarica, plastica, discarica. Ah, Memo, Garda è proprio il nome del paese, Garda. Ho capito. Altro Memo, io tutti con i bike, solo che noi altri segui 4 finferli qua muscolare. Con i bike a casa, tra l'altro, perché anche loro ce l'hanno, porca troia. Ma qui dice il casino al lago di Garda. Credo che gli intenda sta roba qua, Dio caro. Tutti viene supera. Sta storia che in termini vita tutti mi supera. E c'è in semenia che non mi fa passare in te strisce. Ma vedete, c'è in cui la patente dove mettere, altro che bello, via delle antiche mura, non c'ero mai stato. Guarda tutti, guarda i mercati vecchi. Ma in che paese è che siamo qua? A Garda proprio? Ma era stato che forse non eri mai stato a Garda. Mi andai sempre, aspetta che ti inquadri anche a te, giustamente te vuoi vedere un attimo. Andavo sempre, non mi ricordo dove, del lago di Garda. Fai il disinibito. Dica. È una figata, eccolo là. È una figata la posizione in tempo reale di WhatsApp. Che figata. E cosa ha fatto il bagno? Cosa ha fatto il bagno? Ah, beh, sì. La maschera ancora meglio. Sono lontane, queste sono le famose Polessa e Anare Cruche, figa, il becco arancione strano. Vedi i famosi lucchetti di PEX che purtroppo sono arrivati anche in Italia e ci ha riempito i ponti di queste stronzate qua. Buttate! È vero, c'ha tipo radio telecomandato, guarda che figata. Sì, mamma, io le farei quelle robe, mi diverto io. Ma che roba. Guarda che belli i vecchi, sentai dentro lo sgabbiotto qua. Guarda che bello, sta là all'ombra e si appunta, vedi tu. Ti parla dei dolori che ha intorno e dei fioi che va a scuola o che va a lavorare. Aspetta, passa dentro, buongiorno. Aspetta che non mi tocca fare anche il commesso, Dio caro. Curiosità, esatto, sì, passa alla polizia municipale a controllare se vei permessi e se tutto torna. Vedi tu. Un Marco che si lamenta.
Così hanno... Sì, così sì, hanno immagino fatto che non il sia colpa mercato. vostra. No, sicuramente. Immagino, però per un turista che vuole evitare il commercio non può Per fare. un turista che vuole evitare il commercio, il venerdì deve andare a lavorare. Sì, E il giovedì deve... Senti, guarda quante robe tipiche da mangiare. lime. I profumi da marca. Le seue. Che cane hai? Che gatto? Ecco qua sotto San Giovanni ne benedice, ne altri indenza ora a partire non so, ma l'ombra è vinca del solito tu mi insegni si alzava sempre il prete, stavolta si alzeremo anche noi altri. Uno Ora qua c'è a la 3 mi va Hourglass, che è la classica. e a 2 ritorna, non ha senso. Questa è la non filtrata. 3, adesso metto a 1, cioè, e sono amici miei, birra fatta in casa fatta da loro. E Matteo e l'Erica, quelli delle super pizze. Ma sembra cazzate, però per me, cioè, comunque mi dice fatta birra fatta in casa, cioè da ignorante dico ma come cazzo fai a fare la birra? Cioè, non so se mi spiego, dopo magari un altro video ci spiegherà come si fa. Matteo non vuole dire sta fiade SMS da Lezza. Va bene, adesso anche loro bestemmieranno col Garmin, se lo sono presi anche loro. Una cosa fantastica, però veramente un'organizzazione, proprio uno schema mentale dell'organizzazione dei menù eccetera, che è veramente da malati, Dio caro, è disordinatissimo. Certo che veramente nel traffico è 1000 volte meglio in bicicletta. Oh, guarda che cesa strana, color giallo di Napoli così, che robe strane. Guarda anche l'albero, guarda che albero strano, cioè apprezzano questa diversità, queste robe strane, il tipo strano che carica l'acqua, la vecchia strana che va in giro, tutti strani. Perché figata ste caffè racer, che bella era la moto che volevo io. Ah sì, ho comprato un Monster. Sono belle, fanno la loro scena. Ho voluto rimanere un po' sul Monster, a parte vabbè te la farò vedere, te la presenterò, andremo a farci qualche giro con quella, per il discorso affidabilità, cioè c'è in tutto il mondo, ne hanno vendute a centinaia di migliaia, quindi ricambi e conoscenza da parte dei meccanici del motore, ovviamente hai la vita facile, insomma, dai. Memo interno, non sta mai diventare calvo, se no te tocca spendere skate, pai parete per andare via in bici. Non ce l'hanno? Ecco. Ciao ragazzi, a bici è una roba bellissima, in discesa, lei che dopo quella salita che... È una ciavada. Eh sì, perché ho già moto, Dio caro. Appunti per il gentile pubblico, questo sarebbe stato il weekend di quella famosa Dobbiaco Linz che ormai aspettiamo da anni, ma ogni volta che ne è sempre una, ok? Questa volta c'era il maltempo, ma proprio tantissimo maltempo, dalle parti lì di Dobbiaco, Linz, quindi pioggia al 100% e tanta tutti i giorni, e quindi niente, è saltata anche stavolta. Vedremo a fine stagione, dai. Esatto, fai i pincioni e dopo 3 giorni in letto, Dio caro. La saita, non si mandava. Non so, Fammi pensare. da qualche parte. Sempre qua sul lago dell'Arco, arriva il gatto, no? Quindi era una saita con pendenza del 15%. E lui, La bici elettrica, io come un bike, l'ho fatta tutta, insomma lei qua. Ho detto con memoria lì. Ho detto, ma fermarte prima, no? Ti giuro, ieri sbiancare a Variglora, no? Non anche la bici vista. Secondo me la bici è proibita d'estate, Dio caro. D'inverno qua invece vai in bici con gli aspartera, altro che... No, mia, mi pare essere morto, però ti fate sempre vedere che te si fresco e pimpante. Ah, come siamo freschi e pimpanti! Ah, come siamo freschi come una rosa! Ah! Ciao! Oddio, casca! Atti a fare un contratto di 1, 2, 3, 4 anni. Ah, ma che panza che la miglia! No. Sì, si vede bene. Sì, non vede sia nette. Se Vediamo se Olfo arriva con il suo imbarazzo o se arriva normalmente, perché non siamo in un locale. Vediamo, guardalo in faccia. Guardalo bene. Guarda la maglietta. Guarda. No, dove mette no, te magliette dove mette? Che merda di uomo! Che merda, sei un uomo inutile! Gli abbiamo regalato le magliette fighe della Van Life e viene qua con queste magliette froce. Dio, povero! Come i tosatei davanti al doveva.
sta lì davanti, Dio caro, a fare la recensione a macchina dell'Olfo, che poi sarebbe quella del Somare, no? È quella che io rubo per mare. Ma quanto è belle dire a macchina del mare dell'Olfo, cioè non Ti lo chiamiamo per le pizze. so. È quasi una storia, una cultura sotto a sta Perché frase. non possiamo montare direttamente in Domani un cazzo, speriamo che piove a dirotto, Dio caro, basta ciclabi. Insomma, Olfo, che lavoro fai per poterti permettere questa macchina? Può dar via il culo. A volte di Gina, che lavoro fai per poterti permettere un giro su questa macchina? Rombo del tuono del motore. Porca troia. Ale nonno qua chi ha, le classico, perché si nonno, una volta io appunto. Si nonni, io tutti a chi ha. Essa è una roba, non so, essa è una te la fastidio, aspetta che l'avevo sudata da casa. devi aspettare uno a Caorle, che Caorle è più o meno 240 km da qua. Smondo adesso, io cane, la caga con le trio. Nonno sì, anche da solo. Ma su di là sono che la fedi, ma. Sì. Non c'è nessuno che la fa. Dai. No, lui aspetta proprio Oriola. Quasi, No, no. Eccoti no. Mi sono persa la recensione, il test della parte della ripresa della macchina della mamma di Ulfo. Sta serio, facci un po' da cicerone visto che questo è il tuo posto. Ma, sì, va vero. Conosco, ma non. Ti devo parlare del bar. Adesso finisce tutto perché le curve. Tutti voi che lo state seguendo da casa state aspettando un po' una risposta, un po' una descrizione di questi luoghi. Qua siamo sulle puntare di Garda. Ah, bene, cosa vuol dire? L'avete fatta oggi no? Bicicletta la salita di Garda praticamente. Sì, perché Garda è anche il nome di un paese, cioè non è solo il lago di Garda, è proprio il nome del paese, si chiama Garda in provincia di Verona. Una volta questo paese qua in antichità era un paese di soli pescatori, solo gente povera comunque. E dopo man mano negli anni, non so, col turismo così, sono diventati straricchi. Hotel, ristoranti, lucette, sassi, quindi fin prima tutti milionari e basta, stanno tutti bene, felici, contenti. E fin prima i peschi ai camari qua al lago. Infatti che c'è mai Gardesan magna aule, perché? Magna aule, perché era pescatori. Ma cos'è aule? Aule sono i pesciolini quelli piccoli che friggi. Tipo i sardè? Sì, sardellette. Le aulette. Ciao. Ma Olfo, e per fare la van life, cioè cosa ne pensi di questa macchina nell'ambito van life? Devo ancora provarla. Okay. Quindi devo vedere, intanto se ti sto nel baule. In teoria ma guarda che per fare la van life, noi che vuol tanto, ti arriva con una macchina, ti parcheggia, e te va a dormire sotto un furgone, il furgone del van, mica studia inglese. E se non ci sono furgoni nella zona? Te va a fare la punta life, cosa dovete dire? Quindi diciamo che Gina ci sta dicendo che è un veicolo rilassante, quindi non solo per la ricreazione tipo i camper, ma proprio per la penichella vera e propria. Thomas? Perché sai, il salto dentro rifaccio ciacazione sue. Teo, dica, ma secondo te la borsa ma ribassa, cammini prima dentro, appena sei dentro lasci il cellulare, butti sopra la borsa, butti in piedi. Ecco là, guarda le barchette, guarda che colori, Adesso va a fare un pescare. Babbo Natale. Poi fuoco ci portano i posti omosessuali, recensione dei posti omosessuali. Sarà? Che possa suonare anche al piano. Eccolo lì l'ultimo. Grazie. Ah no, 6 applausi quelli lei. Adesso sta anche male. Aspetta, Ulfo, che volevo fare una roba un po' VIP. Cos'è sta roba? Un roof shock, là, un rock shock? No, qui è sospensione a bici. Sta roba qua, cos'è che sembra fare adesso in altri? Cioè, veniva a bere una ombra, ho capito, ma in linguaggio più in turcoa, come che si dice? Questo qua è un rooftop, no? No, un rooftop è una macchina per freddo. Come una macchina per fare? Freddo. Sì? È climatizzatore. Non so, pensi che è una parola un po' più frufru per descrivere questa situazione semplice e un po' banale. Sono fatte tutti così gli aperitivi all'amore, no? Va bene. Te robe da pincio? Che le anche a piscina qua. E ti qua te porta i fighe, Ulfo? Fa l'aperitivo. E dopo?
dopo andiamo al ristorante, mangiamo, Eh? mi vado in bagno e scappo via. E Ah, so ok. pagare conto l'ora. Ma giusto, sai che questo è uno dei miei sogni segreti sto qua. Adesso che vengo fuori lo dice anche pubblicamente. Mi sarebbe sto Scappo tanto. via, lascio il conto. Sì, ma tu sai, quelli proprio qua spuzza sotto il naso. Che non è che tutti volava tirati. per trombare. Sì, per una bella mangiata, Dio caro, su quei ristoranti proprio del lusso, no? Sì, chi conti da 2000 euro, dopo tac, te ciapi e te vai via. Che bello. Veramente, metti che uno muore, ve un ricordo. cazzo No? la camicia, Dai, sì. tu insieme, dai, vai, 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 pim. Viva. Ste attenti ragazzi, non il culo da tipa, sì che non è niente male, per carità te confermo. Intendo ste attenti a non sposarve, mi raccomando. Martì, questa è dedicata a te, zio, cane. Esatto, fai come Zina. Pam, pa, pa. I'm waiting a spritz Darling, just dive right in. in the table. Follow my lead. Where is the spritz? I found a girl, With Aperol and chips beautiful and sweet. and Marco just I Prosecco. never knew you were the someone But waiting for me. where is my spritz? Ehi, hai sposi! Bel matrimonio. Non so chi è, però è un bel matrimonio. Torta! E intanto Espresso sa ancora ad arrivare. Che arriva Espresso! Che bello Espresso! Para che Espresso! Ma non è un video a te, lo spritz, cioè con tutto il rispetto per quanto simpatica mi stai, ma è una canzone d'amore allo spritz. Da Veneto, scusa, dai. Allora ragazze che seguite le putine, dite un qualcosa a questo ragazzo, gli sto organizzando con la cameriera, adesso gli do il numero, è una bellissima ragazza, proprio simpatica a modo, è qua vicino, esatto. E lui fa il timido, gliel'ho detto, guarda che è di Caprino, vero? Boh, adesso appena che mi trova un tocco di carta che do il numero, perché è più romantico, hai capito? Le resterà. Perché un conto è ci scambiamo il numero da sfigati. Cioè tu devi dargli proprio il bigliettino. Ma che qualcosa, oh Dio, povero. Che tu ci credi o no, io ho trovato l'amorosa Adolfo, la cameriera, e anche adesso gli sto scrivendo il numero. Ha ragione la gente a fare i video, le foto in verticale, ma come facciamo? E così perde tutto, è vero? Come ti avrebbe detto quando sto cercando un foglietto, ti avrebbe detto, non ti Esatto, avrebbe risposto. esatto. Allora, Italia, secondo noi la cameriera chiamerà Ulfo entro 3 giorni, io ho detto prima ci sotto. sta. Sì. Sì. Io voto No. 20 euro. Bet and win. Gli ho detto alla ragazza, simpaticamente squisita, e gli ho detto guarda non chiamarlo subito, lascialo un po' rosolare, hai capito? Perché no, mi rovina Ulfo, porca puttana, dai! Cazzo, vi organizza le robe, vi organizza la vita, che trovi amorosa e tutto quanto, è anche irriconoscente di merda. Ma va a cagare. Vediamo come va a finire. Pensa a te, quando un giorno diranno ai loro bambini, ai loro nipotini, vedi, Dio caro, è il singano che ne ha organizzato sta roba in riva al lago, Guarda l'età, cioè non guarda la genuinità della ragazza, che era proprio un giglio in mezzo a un puttanaio, Dio povero. In realtà non le abbiamo chiesto il nome. È vero, vabbè, i dettagli, l'importante intanto è aver dato il numero di Olfo, vega specifica che non li ho, insomma ha speranze, insomma, no, che per figa non so, però che comunque può avere speranze, insomma, qualche tipo di speranza e compagnia, insomma. No, perché ragazzi adesso stai seri, io su sta roba che so dentro, perché fai sta roba e combina sempre, quello è il problema, è che a Toso non abbiamo il numero della tipa, e la tipa è anche di Verona, cioè qua c'era di Jesolo, se non lo chiamava andai là che fedo discorsi, e direi, no, 4 pappine no, non si usa più, però, capito? Quindi adesso incrociamo le dita ragazzi tutti quanti e speriamo che la ragazza chiami Olfo entro 3 giorni, ci aggiorniamo tra 3 giorni. È una partita già.
Ma quasi quasi no, fermi, annulliamo tutto, torniamo in Rio che dico a ti passa, sta Rolfo va con altro perché ma sì, gli abbiamo regalato le magliette della Yuri Web Design, fate no, Dio can, bellissime di Van Life e tutte che cagai là e le a lavare, cioè minimo dovevi tenerle qua con, cioè ma vai figa, ma vai mona, basta, spero che non te ciame, o sa cambia idea. Vedi quanto disfatismo, ci abbiamo creato questa love story bellissima, ok? Veramente è una vibrazione degli anni 90 e questo mi parla delle robe da mangiare. Cioè, tu devi avere farfalline in stomaco, invece ti te gli acidi gastrici. Stiamo col salmone, delle panna. Sì. Farfalline. Guardare. Quindi tu mi dici che in realtà il fatto che una volta praticamente stavo raccontando ai miei amici che quando ero in Scozia che lavoravo il capo mi aveva detto, siccome avevo trovato la morosetta, mi ha detto guarda vai al cinema, ti prendi i popcorn, gli fai il buco sotto e li metti dentro il pisello. Ho visto il film? E quindi esatto, Marco mi dice che è il film Il tempo delle mele, che io non ho mai visto alla fine cioè so la colonna sonora, che c'è loro che ballavano, però mai avrei pensato che in un film del genere ci fosse questa roba qua che è un po' comica, voglio dire, dai, cioè non è romantica, cioè, ma io faria anche romanticamente, però che altri magari no. Finimmo così a Van Life. Sai tu era anche Mirko, sai tu? Mirko non sa che trovavamo Rosolvo. E la casa cioè a casa, vabbè, noi altri insomma consigliamo invece la solita caipirosca, no? Che a caipirosca era a parte la torta col formaggio, ma a caipirosca era o liscia o di solito qua fragola, no? Benvenuto alla fiera della banalità. No, a Macedonia Osca, tu capisci? Con tutti i frutti, guarda, meon, ananas, dopo che avevi messo fragola e un'altra roba. E braccati. Ale, anche la Erika non apprezza i miei gusti omosessuali, ha detto è troppo dolce, aspetta che sono un fiade tonica. Vabbè, Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you.